Benvenuti ad Equinews. La nostra rubrica questo mese si apre con il ritorno di un evento molto atteso. Dopo qualche anno di assenza è tornato il Gran Galà di Dressage che si è svolto pochi giorni fa negli spazi dello Sporting Club Paradiso in provincia di Verona. Una festa a ritmo di musica. Vediamo com'è andata. Il clima pungente di metà dicembre non ha raffreddato l'entusiasmo degli atleti veneti per il Gran Galà di Dressage andato in scena allo Sporting Club Paradiso di Somma Campagna. Il 2021 si riconferma un anno di ripresa per le attività di diversi settori e così ha fatto il suo ritorno anche l'atteso evento che con i caroselli e le esibizioni di freestyle, cioè l'esecuzione di figure accompagnate dalla musica, ha saputo scaldare e coinvolgere il pubblico. Complice lo spirito natalizio, il Gran Galà è stato una vera festa per tutti, con i più piccoli che in sella ai pony hanno strappato sorrisi e applausi. Siamo tutti molto contenti, sia noi della FISE Veneto, sia il comitato organizzatore. Un grazie speciale va a Giustino Canteri che ci ha ospitato e tutti i concorrenti, cavalieri, istruttori, genitori, tutti molto contenti. Quindi un vero successo e siamo pronti per una seconda edizione per l'anno prossimo. Esibizioni a ritmo di musica, ma anche la competizione valevole per il campionato regionale indoor di dressage. Ancora una volta è emersa la qualità degli atleti veneti. Una festa in un clima veramente molto socievole, molto amichevole fra tutti. Quello che io ho potuto notare, c'è un buon futuro per il Veneto, perché ho visto tanti giovani binomi, junior, children, anche patenti ludiche, molto interessanti. Un Gran Galà di cui si sentiva tanto la mancanza, 3 giorni di festa dove a prevalere è stata la voglia di ritrovarsi e stare insieme. Lunedì 20 dicembre si è svolto il meeting dei tecnici presso il centro ippico Camurà di Padova. Un importante momento di confronto per programmare al meglio le attività del 2022. La presidente Clara Campese ha evidenziato l'incremento in questo 2021 dei tesserati, più 12,56%. Inoltre le nuove patenti club sono raddoppiate rispetto al 2019 e sono salite a 3.494, un numero davvero significativo. Saliti a 163 anche i circoli ippici affiliati alla FISE. Considerevole poi il numero di medaglie vinte dai nostri atleti quest'anno, ben 169. In collegamento il presidente nazionale Marco Di Paola ha evidenziato che il Veneto ha spiccato per la qualità degli atleti. Inoltre gli sport equestri si sono rivelati una risorsa per il nostro paese. L'impatto del settore ha ricadute intorno ai 3 miliardi di euro nel PIL nazionale. Intervenuta anche Grazia Basano, vicepresidente di FISE Nazionale, che ha comunicato le principali novità in merito alla formazione, tra cui l'istituzione di una nuova figura, l'istruttore di base club. Infine sono stati presentati i tanti progetti di FISE Veneto che vedranno la luce il prossimo anno. Voltiamo pagina, campionati veneti club e salto ostacoli indoor. Ancora una volta è emersa la voglia di stare insieme e la grande qualità degli atleti. Vediamo il riepilogo dei 2 weekend di gara. Grande sport al centro ippico del Cristallo a Casale sul Sile. Il 20 e 21 novembre si è svolto il campionato regionale club indoor. Una grande festa che ha raccolto oltre 200 ragazzi e 120 pony provenienti da 15 circoli del Veneto. Al di là dei risultati, come sempre sono la condivisione e il divertimento le caratteristiche principali del mondo club. Dopo questo partecipato appuntamento, nel weekend successivo si è svolto il campionato regionale indoor salto ostacoli. Con 3 percorsi netti è stata Virginia Argenton a vincere la medaglia d'oro nel secondo grado assoluto. Nella categoria primo grado senior, gradino più alto del podio per Sofia Mugler. E sempre nel primo grado ma juniores ha vinto Francesco Doro. Infine nel primo grado criterium si è imposta Angelica Torzoni.
Percorsi molto tecnici hanno fatto emergere la buona qualità del salto ostacoli veneto. Abbiamo visto un buon livello tecnico per quanto riguarda i binomi, sia delle categorie più piccole che le categorie più alte. Ottima anche proprio l'organizzazione, anche i binomi che vi hanno preso parte, sia gli allievi che gli istruttori, veramente complimenti, perché sin dalla base che per quanto riguarda anche le categorie più alte si è visto un livello veramente eccellente. Il bilancio è sicuramente molto positivo, abbiamo avuto diversi cavalieri molto ben preparati che hanno dato vita a delle belle gare. Tanta qualità, insomma. Ma secondo me sì, certamente la qualità che c'è in regione oggi si è espressa bene qui. Tutti ci hanno detto, tutti i cavalieri, che il percorso era davvero molto tecnico, molto ben preparato. Ma il nostro direttore di campo non è certo una novità, il Kurt Zweigel è una garanzia di percorsi sempre adeguati all'altezza della manifestazione. Grande soddisfazione per queste giovani promesse dell'equitazione veneta e per i loro istruttori. Altra bella soddisfazione per il Veneto guidato da Gianluca Palmizzi a Ponilandia. Il 5 dicembre a Manerbio la squadra ha infatti ottenuto il terzo posto nella finale della Coppa Italia a squadre, posizionandosi alle spalle di Lombardia ed Emilia-Romagna. Un risultato magnifico per tutto il team composto da Lucia Zanoni, Carlotta Tadiello, Alissa Sartor, Virginia Mercanti e Ginevra Chiappone. L'altra competizione a squadre, la Coppa del Presidente, ha visto il Veneto chiudere al quinto posto. Ci sono poi stati alcuni ottimi risultati individuali nelle altre gare, con numerosi piazzamenti nei primi 10 posti. Complimenti a tutti. Tessuti storici e made in Italy, si potrebbe riassumere così l'anima di Pariel, che a Schio nel Vicentino realizza camicie e giacche in edizione limitata, una storia di famiglia iniziata molto tempo fa. Scopriamola. Per amazzoni e cavalieri che amano un abbigliamento elegante e raffinato con particolari fantasie dei tessuti e accessori altrettanto ricercati, Pariel crea meravigliosi capi di classe con materie prime naturali provenienti da tessiture storiche italiane. Pariel propone la prima camicia da concorso con il polsino con i gemelli in edizione limitata. Una volta che vengono finiti questi capi non vengono riproposti, non c'è quindi un restock della camicia, del tessuto. Utilizziamo tutte tessiture storiche italiane e ogni capo ha una tessitura diversa con una lavorazione specifica. Abbiamo un laboratorio nella provincia di Vicenza che ci fa tutti i capi. Tessuti estremamente pregiati nelle collezioni uomo e donna di Pariel, capi su misura con caratteristiche tecniche precise per il massimo comfort non solo in gara ma anche nel tempo libero. Un tocco in più poi ai polsi o nel colletto per arricchire l'outfit. Per quanto riguarda i gemelli invece abbiamo un argentiere che li lavora a mano, proponiamo 2 tipologie di gemelli. Il gemello doppio, quindi quello con la catenella, un modello un po' più classico, e il gemello invece chiamato modello all'americana, che invece ha una T rigida che viene ruotata per dare la sicurezza per non perdere il gemello. Una storia che è un po' un ritorno alle origini di questa famiglia. Proprio qui, in Vicolo della Giasena, nel cuore di Schio, Eleonora, nella casa della sua cara nonna, ha raccolto 2 secoli di esperienza nel settore tessile, coniugando la storicità delle lavorazioni antiche con lo stile moderno e accattivante. Qui, proprio dove ci troviamo adesso, era un loggiato, inizio 800, dove venivano asciugati tutti i tessuti, perché la mia famiglia produceva tessuti sia di lana che di seta, quindi diciamo è stato un po' come un ritorno alle origini di quello che faceva la mia famiglia fino al 1900. Un'ultima curiosità? L'origine del nome. Pariel è il nome dell'unione delle mie 2 cavalle, Paris del Pioppeto e Rochelle. L'unione è anche l'unione delle loro caratteristiche. Ho preso l'eleganza di Paris e un po' l'unicità di Rochelle, che è un po' più pazzerella. Pariel è creatività a tutto tondo, artigianalità, amore e cura dei dettagli, per dei pezzi unici senza eguali. Da Equinews è tutto. Da parte del Comitato Regionale Veneto, da parte mia e di Ride TV, auguri di un felice 2022.
Seguite le prossime edizioni sui social.